Barcamp Veneto 2015-2025, prossimo appuntamento Caorle, Monastero di Marango, il 13 settembre. A parlare di etica, legalità, ma cosa c'entrano queste con la vita di tutti i giorni? C'entrano moltissimo, perché quando non c'è legalità le imprese non riescono a competere, non c'è mercato e quindi disoccupazione e quindi uno sviluppo che non è guidato e orientato al bene comune, ma orientato e guidato all'interesse di qualcuno. Ecco che quindi questi temi, a partire da Caorle, servono come stella polare per elaborare delle proposte concrete, non solo per contrastare la criminalità, ma anche per prevenirla nella pubblica amministrazione, nelle imprese. E per questo verranno a condividere con noi questo laboratorio politico persone estremamente interessanti, come il procuratore capo della Repubblica di Belluno, il dottor Pavone, quello a cui dobbiamo l'aver sconfitto la mala del Brenta di Felicetto Maniero, che ci dimostra che la mafia in Veneto purtroppo c'è, e verrà il referente regionale di Libera, Don Luigi Tellatin, verranno i rappresentanti anche di associazioni di categoria, in quanto cittadini sensibili a questo tema come Matteo Zoppas, il presidente di Confindustria Venezia, verranno anche altri esponenti del mondo dell'agricoltura, penso al segretario della Coldiretti di Venezia, Jacopo Girardo, che ci parla di come anche nell'agricoltura la criminalità, la sofisticazione comporta una perdita di competitività. Si perde competitività, si perde lavoro. Ecco che il Veneto che manca vuole invece ripartire dalla legalità e ripartiamo insieme discutendone a Caorle sabato 13 settembre.